Ragazzi, al 60° deve entrare Zanoli, O Malquit. Fate voi, deve riposare Di Lorenzo, mi sono scocciato. Me la prendo con Spalletti. Amici bellini, dai, che io sto ancora dormendo. Ma bisogna fare il che fare. Bisogna farlo. Aiuto, come abbiamo fatto a dare il pallone subito a loro? Cioè, vai Mertens. Perché con la mosciaria? Zielinski, dai. Bravo Elmas. Buono, punizione buona. Una bella foglia morta in quell'angolino. Ecco la foglia morta. Spunta. No, Elmas, no. Era fuori gioco, meno male, non conta. Mario Rui col destro. Quella ha preso un pestone della Madonna Di Lorenzo, ha chiamato il fallo al contrario. Yes. Bello, vai Fabian. Come la accarezza, un'altra volta nell'angolino era. Chi gliel'ha data? Mertens. Rinnovate Mertens, rinnovate Fabian. Lui se n'è andato Stani. Juan Jesus! Glielo danno questo? Quanti? Guarda, non è su. Lo sapevano tutti. Tutti i gol di No, è spalla, signori. Signori, vedete bene. Fuori gioco, non mano, perché ma io non l'ho visto. Vabbè. Vedi perché stanno controllando. Questa è spalla. Esatto! Non scherziamo! Non ci inventiamo cose! Cappottone per Juan Jesus, perché glielo devono sempre annullare. Vai! Ma perché a questo dice una sponda fortuita? Gli ha fatto l'assist con la spalla. Ma siete disonesti! Non vi sopporto, passo all'inglese. Non vi sopporto proprio più, basta. Mi fate venire il latte, basta. Vai Zielu. Mario Rui. Bello, anche più logico, bello. Questa comitata somiglia un pochino a quella di Dzeko. Qua è fallo e ammonizione. Sì. Come vi ho detto ieri, non è colpa del VAR quella di ieri. È fallo subito, è colpa dell'arbitro. Rachmani, questi passaggi a Lozano un po' più piano. È il secondo che gli spari una botta in faccia. Ha fatto la brioscina e lo ha battuto. E l'arbitro dice no. No, sorridi Tris, sorridi amore mio. Sorridi. Brioscina, mano, calcio dietro la schiena. Ammonire. Minchia. Ma io non mi spiego com'è possibile far fare un gol a questa squadra. Non me lo spiego proprio, veramente non me lo spiego. Sta partita è da fornire 4-1, non voglio sapere niente. Senti come Colantuono chiede fai fallo, perché devono fare la sostituzione. Fai fallo. Madonna mia Fabbia. Mani di Di Lorenzo. Io sembra scapoli ammogliati adesso. Ma che è sta storia? Ma come corre questo? Sembra che tiene 50. Guardalo. Tutto storto e va avanti e Madonna mia. Guarda le mani in faccia. Lo prende qua. Le mani in faccia. Il zio. Guarda il zio che mette pure il cross. Sai quando tra suo zio, nella partitella che state giocando, tra suo zio tutto passando perché s'ha fatto pure un po' che grappa e tu il zio non lo marchi nemmeno perché tanto si marca da solo, è lento, è impacciato. Vabbè. Mertens è l'unico che c'ha la testa a segnare. No, non l'ha presa lui. Ce lo dai sto rigore, dai Elmas, si è scartato tutta la squadra. Elmas, l'oggetto misterioso che non serve a niente. Ciro, Dries, Mertens, gol, freddo, dall'altra parte, spiazzato. Sì, rinnovate Mertens. Dai ragazzi, lasciate i like perché ancora mi devono fare deve finire 4-1, non voglio sapere niente. Dai, 4-1, dai. Bravo Zielinski. Ale! Rachmani. Dai che è 3-1, ma io voglio il 4-1. Intelligente Zielinski. Guarda come si abbracciano Mertens perché l'ha sentito proprio che c'era Mertens dietro. Bravi. Il Kosovo. Tu mi hai capito tu. Il kosovaro. Bravo Mario Rui.
Ah, bravo Lobo, vai Insigne. Ah, manina. Bravo. Ecco il 4-1. E lo deve fare proprio Insigne. Ah, no, l'ha presa. Siamo sicuri? Prima sul corpo e poi però è a largo. Vediamo, non sono sicuro. Ha confermato. Decisione da rivedere. Bravo. Bravo. Beh, peccato. Elmas. Bravo! Ragazzi, al 60° deve entrare Zanoli, o Malquit. Fate voi. Deve riposare Di Lorenzo. Mi sono scocciato. Me la prendo con Spalletti. Bravo, tira. Zia lì. Siamo belli, ho capito. Fabian! Mi sta piacendo il pressing alto. Bravi, molto meglio. Asfissiamoli. Interessante. Che sposta Elmas. Prova Elmas in tutte le posizioni. Lo sposta più dietro. Come ride Mertens. Eccolo là. Risate e poi serio. Devi segnare. Ah no, Zielinski più dietro. Elmas sotto punta. Mi piace. Bravo Spalletti. Leva Di Lorenzo. Leva Di Lorenzo. Non ti fa male, sì. Guarda il zio com'è tosto. Raccomà. Zielu. Oh sì. Il zio. Zanoli. Sì. Di Lorenzo. Sì. Bravo Spalletti. La risata. Perché lo sa. Perché Di Lorenzo si va a iscrivere al canale. Bravo Zanoli. Robot, che dagliela Zanoli. Aveva capito tutto, sì. Vai Zielu! Peccato. Bello Insigne. Bravo, però segniamo, non è che questa cosa che siamo troppo i signori dei signori. Bravo Zanoli. No, non è mai fallo. Mai. Bravo, ridi. Sorridi, Osi. Bravissimo. Vedete com'è più bello quando al rinvio del portiere si cantano i cori della propria squadra. Da New York, Valerio Fluido è tutto, la profezia è stata rispettata, sono soddisfatto. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.